Per me sono una seconda famiglia. Sono una seconda famiglia perché ci sto insieme con i muli praticamente quest'anno sono 30 anni e quindi se figuri quando io parlo di muli per me rappresentano qualcosa di vero, qualcosa di autentico che io cerco di trasmettere soprattutto alle nuove generazioni. Si commuove parlando dei muli Graziano De Biasi. Da 30 anni con le salmerie degli alpini di Vittorio Veneto si prende cura di questi animali che rappresentano un fiore all'occhiello del reparto, ma per le penne nere sono molto di più, forti e tenaci ma anche affettuosi come i migliori amici a quattro zampe, altro che testardi come vuole il detto. Sono animali sensibili, intelligenti e con una grande memoria. È vero, il mulo è deciso, è preciso, è si impegna molto su quello che deve fare o quello che sa fare. Testardo non lo considero testardo, lo sento solo come preparato, attento. Le faccio un esempio velocissimo. Se prendiamo degli equidi, come possono cavalli, possono essere zebre, possono essere asini, eccetera, e facciamo un colpo, spariamo un colpo di fucile, tutti gli altri si mettono a galoppare velocemente, il mulo no. Il mulo la prima cosa che fa attenzione a quello che è successo, si rizza sui piedi, alza le orecchie e cerca di capire cosa sta succedendo. Se si rende conto che il pericolo non esiste, continua tranquillamente a fare quello che faceva. Questo è solo un esempio di come il mulo non è testardo ma è attento. E poi sono affettuosi. Così la mula Mila ha accolto De Biasi dopo che per motivi personali non si era potuto occupare di lei per alcuni mesi. Quando io sono ritornato nel loro recinto, non l'ho neanche chiamata, mi ha guardato, si è avvicinata e mi ha appoggiato la testa sulla spalla, come per avermi perdonato di non essere andato a trovarla perché per motivi purtroppo fisici non ho potuto essere presente e mi ha quasi perdonato. Ecco. Questo è stata la cosa che ancora oggi mi prende. Muli che hanno fatto la storia degli alpini e della sezione di Vittorio Veneto, diventati reparto storico dopo la morte del mulo iroso, ultimo con le stellette, muli usati nei periodi bellici per il trasporto di merci, ma poi anche nella vita civile. 11 degli ultimi 24 muli in dotazione alle truppe alpine, dopo essere stati salvati dal macello nel 94 da Antonio De Luca, furono occupati nell'attività forestale sul Cansiglio. Sono stati utili fino a un certo punto, poi raggiunta una certa età non state più idonei al lavoro, ma sono stati curati e voi capite, avete sentito anche da Graziano con quale amore, che poi è un rapporto reciproco, no? È un binomio, una convivenza che insomma crea sentimenti e affetti inscindibili.